Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commendatore veneziano, Formula 2016 Catalogna Spagna. Allora, ho deciso di fare così. Allora, ho deciso di fare le qualifiche leggenda e la gara esperti. Allora, adesso siamo 15esimi, però ragazzi, ho già fatto dei tentativi a leggenda proprio nel passo gara, dopo il terzo e quarto giro. Prendo 10 secondi dall'auto davanti e comincio a fare da tappo alle auto dietro. Se invece adesso ho fatto un 15esimo posto veramente miracoloso a leggenda, però sicuramente irripetibile. Allora facciamo così. Comunque la qualifica la manteniamo a leggenda e quindi oscilliamo tra la 15esima, 17esima, 18esima e 19esima posizione. E poi in gara andiamo a esperti, così comunque parto dietro e devo rimontare. Dopo certo se vedo che in qualifica leggenda arrivo terzo, quarto, quinto, settimo, allora stiamo a leggenda anche in gara. Siamo così raga perché ripeto il passo gara non ce l'ho ancora per la difficoltà, anche perché ho messo il 50% di distanza. Questo è il setup corretto ragazzi, fidatevi per una gara divertente, tanti sorpassi, emozioni e soprattutto una carriera regolare. Partire subito tutto a leggenda anche in gara è veramente impossibile per me. Vai raga e andiamo. Inizia il Gran Premio di Spagna, Catalogna. Siamo partiti veramente a bomba. Partiti a bomba. Siamo partiti a bomba. No, attento. Very compliment, come very compliment. Mamma mia che partenza funambolica. Ottimo come sesto posto, ma veramente alla grande. Qua rischio. Leggero contatto. Siamo quarti raga, siamo quarti, it's incredible. Le piccole sportellate come indiane per addominio. Secondo il settore vado anche benino il terzo, poi le chicane sono una roba, una spina nel culo proprio. Buono. Perfetto. Abbiamo subito standard, intanto Hamilton si supera comunque adesso. La macchina peggiore, il pilota è più scarso e le gomme anche. Tutto peggio. L'unica cosa che è in più il Puma è il cuore. Siamo quarti, pazzesco. Complimenti Puma, veramente ottima prestazione. Per il momento, però è chiaro che è una posizione fasura ragazzi, in Catalogna non lo passo, non arriverò mai quarto, io ve lo dico già. Preparo già tutti al peggio. Bruttissima questa. Hamilton ci supera con una facilità disarmante. Siamo realisti sul passo 3 volte campione del mondo però non se ne va come è giusto che sia, anche Raikkonen mi supererà chiaramente. Grande Kimi. Sul passo meritato, vedi, almeno vediamo ste robe raga, che se no a leggenda non le vediamo, per quello raga. Dopo il primo giro sono già a meno 72 secondi.
fatta. Vedo la tenere sta macchina però. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Va bene. Dai, come indiano su. Siamo nel corso del terzo giro, ormai quasi quarto. Italia curva, dai. Non stare anche attento che poi è facile tenere il culo, soprattutto nell'ultima chicane. Il taglio curva rigoroso, le dura. Molto bene. Il distacco dalla prima è 7,3 secondi. Buono, Raikkonen si distrugge. Il compagno di squadra è 6,3 secondi. Sono molto concentrato. Scusate se parlo poco, ci saranno dei tagli chiaramente. Ma non può essere altrimenti. Quello di mettere tutti i punti più salienti. Adesso chiaramente non le vedo più le prime aggiustamenti. Che sia questo livello giusto in qualifica senza problemi al dia. Molto fiscale in Spagna, 7 al primo posto. molto fiscale. Devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Sì, scusate anche a voi, ma non è semplice. In una gara dove non sei favorito, soprattutto che mi fa cagare. Nel senso, mi fa cagare, non mi piaceva cagare. Adesso vado male, quindi mi fa cagare. Ok. Ragazzi, con la finestra di pit stop eravamo addirittura primi, adesso Hülkenberg ha superato, noi ci riprendiamo una posizione, manca poco per la nostra finestrella, però io aspetto le gomme devono finire completamente. Attenzione, 11° giro, 11° laps. Chiaro che sento la monoposto un po', insomma. Però siamo primi, mi godo questi giri da primo in classifica. Me li godo, raga, me li godo. Una gara molto difficile per Veneziano, purtroppo molto difficile. Adesso comincio a sentire un'usura gomma più marcata, Poi prima gara al 50%, quindi è una gara piatta, però devo essere sincero, se non capisco perché solo a me non esce una cazzo almeno di Virtual. Basta bene a Virtual era semplice, più fatica a stare in pista. Infatti si è avvicinato moltissimo Nicolino. Adesso vedete Perez, c'è anche Rosberg. Sì, i giri sono più lenti adesso. Li superano tutti. Calcio vale, lo stronzo. Mi ha chiuso lui però stavolta, Meno male che non è successo nulla, ma lotta vera, E di queste lotte a livello leggenda in gara non le posso fare ancora. Per questo voglio assolutamente questo livello. Però con una qualifica durissima. Con una qualifica tostissima. Sono contento di averlo trovato così. Avevo pensato un attimo, questo che posso cambiare in corsa. Proviamoci. Poi il 60% delle gomme. E si apre la finestrella al prossimo giro. Si apre la finestrella. Si apre questa fottutissima finestrella che la mette Rosberg, se ne va, è più veloce, più forte. Lui è Nicolino Rosberg, quindi Nicolino potuto. Per
solo la Mercedes però purtroppo. Sono curioso di capire dove, in che posizione mi troverò dopo la sosta. Adesso vediamo, qua me lo dice. Teorica 21esimo, mi sembra positivo. Mi sembra molto positivo. La finestra del pit stop è aperta. Ok, Perez lo lasciamo andare a sinistra. E la lotta la vince ancora il Kuma per il momento. E i duelli, coltellate, colpi di scena. Purtroppo ci manca solo una cosa, lo sapete. Aia. Bravo Kuma, bravo. Lei è dura, però lei è molto dura. È aperta la finestrella, vediamo le gomme. 65%. Ai box a questo giro. E invece aspetto ancora. 20 giri alla fine della gara. Per il momento topico. Cosa ho fatto? Ma dai, ma che taglio curva? Adesso rischio anche, bene. Molto, molto bene. Il distacco dal tuo compagno è 7. Ok, andiamo ai box in questo giro, dai. Mamma mia che lotta qui per tenere le posizioni. Come un nino cazzo però. Mi voglio più attivo, Cristo santissimo. Sempre secondi, come siamo stati anche i primi diversi giri. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Stavolta sono curioso di vedere cosa propone la scuderia. Cazzo, sa cosa, vaffanculo. Ok, non a questo, al prossimo giro box, box, box. %. Siamo un po' a rischio foratura. Ma ce ne sbattiamo i maroni e andiamo avanti, così ignorantissimi. Non dovrebbe piovere. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Va bene. Ok, È entrato ai box. il piccolo Jolion è rientrato. Molto bene. Starà soffrendo adesso. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Tutti i tifosi del Kuma perché per le dura. Puoi provare a cambiare. Oddio. Ricevuto, va bene. Ho cambiato strategia. Quindi adesso si va ai box. Rispetto al 13° giro che era prevista al 13° giro la sosta ai box. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. Sì, lo so, stronzone. Per il momento 0 ritiri. Buono. Andiamo. E vediamo un po' sti pit. Quinti, adesso vediamo come finiamo. Teoricamente il quinto posto è il nostro. Insomma, no, coglioni.
Adesso arrivano tutti veloci. Fuori, esci ora. Perdo molte posizioni. Vabbè, e noi stiamo sulle hard. Questa è la nostra strategia, un po' pazza, senza le morbide, ma va bene. Questo è il cume. Merda, fare le due force India. Siamo 12esimi, fuori dalla zona. Anche Perez alle hard comunque. Vai, grassa, grande cume. Ecco, questo vogliamo vedere quel qualcosa che purtroppo non è ancora possibile leggere. Hop, ciao amore. Devo sfruttare anche le gomme fresche. Mi ha buttato un po' fuori però perso, ha fatto perdere anche, rovinare le gomme, anche sto stronzo di Perez. Vediamo alla lunga se la mia strategia può essere positiva, speriamo. Ok fioi, ci saranno diversi, cioè ci saranno taglie in sta gara perché veramente prima gara al 50%, la più noiosa tra tutte, è pazzesco. Stiamo difendendo il quinto posto con le unghie e con i denti. Speriamo bene. Siamo un po' abbonati al quinto posto. Finora 3 quinti posti, un decimo e soprattutto un terzo, ragazzi. Un terzo posto proprio a socio delle gare favorevoli. Questa è la nostra dimensione, ragazzi. Non riesco a vederla una carriera, diciamo, che è perfetta secondo me così. Ce la giochiamo per le posizioni da punti, podio solo in gare favorevoli. Comunque mi sto divertendo a sbrega, ragazzi. Abbiamo 10 stagioni per trovare il setup perfetto, io lo ricordo sì. Grazie per i commenti costruttivi, siete fenomenali. È qualcosa di schifosamente meraviglioso. Dai fiori, dai. Faccio anche il mio miglior giro adesso, che è pazzesco. Siamo con la miscela grassa. E ancora questa è la curva dove solito mi salvo. Il motore è a rischio però, Il carburante c'è. Mamma mia, comincia a soffrire, la tensione comincia a arrivare. Che lotta. Super lotta, super lotta. Voglio un altro quinto posto, ragazzi. Lo pretendo. E dopo chissà, se arriva un'offerta importante la voglio cogliere al volo, ve lo dico. Ma lo so, stronzo, non è prevista pioggia oggi. Stavolta mi supera bene. E ricomincia la lotta, ricomincia la fottutissima lotta. Attenzione. Mamma quanto ho rischiato, guarda, non capisco dove ho tagliato, anzi ho perso, va bene tanto, però cazzeggia, Mi dispiace. Ciao. Mamma mia che lotta per sto quinto posto. È da un sacco di giri che è così la situazione, sorpassi contro sorpassi. Vediamo il motore. 99% signori. Stiamo rischiando tantissimo. Ma d'altronde l'unica chance in questo momento per tenere a bada Verstappen, giro record di Nicolino, mamma mia, si è fatto il giro Rosberg. Mercedes inarrivabile però,
Record di Hamilton. Devo fare un po' licenza poetica questa. Molto bene, dai, che stiamo tenendo per il momento. Oh, no, eccolo qua l'errore che non devi fare. Buono, ok. Quanto odio questa chicane perché l'hanno messa, Cristo santo. Ok. Qua mi superano addirittura in due, sarà dura a tenerla. Questa è la mia curva però. La curva del Cume si fa sentire, signore. La curva del Cume si fa sentire. Molto, molto bene. Giro record di Nicolino Gioia, girano 3 secondi più veloci, però rispetto a tutto scritto. Non un passo gara eccellente in Catalogna, Fa piacere per Jenson. Manca poco che non ho più il joystick, è un tutt'uno con la mano. Le dura. Erroraccio scandaloso. Vado all'aria, cosa faccio più? Per tenere la concentrazione per 33 giri non è facile. Buono. Fantastico, come fantastico. Mamma mia, ci hanno asfaltato, però capite? La leggenda, ero tipo 20esimo con 62 anni di ritardo, ancora ennesima lotta, stavolta la prendo ancora bene, per il momento mi salvo. Ma non è sempre Natale, come? Non è sempre Natale. Un'impresa storica, cazzo, tenere il quinto posto. Difesa eroica. Di un Cume stoico, mai domo. È un po' domo pack ma non è mai domo. Vai Kuma. Nella domenica delle palme, perché è sempre la domenica delle palme. Gradi motore 87, siamo tornati a un buon regime. Buon giro questo, buon giro, la sensazione mi è piaciuta. Vediamo se è il mio migliore. La sensazione mi è piaciuto sto giro. Vediamo se è un buon ritmo. Il mio miglior giro, ma sempre una merda. Michela Grassa. Ancora teniamo. Questa curva la prendo da manuale, signori. Primo settore da manuale, dove purtroppo perdo soprattutto nel terzo. Niente, nessun ritiro, niente di niente. Gara piatta qui in Catalogna. Però questo è il quinto posto fondamentale. Mancano 5 laps, anzi un giro e mezzo. Stiamo guidando anche bene. Mi sta piacendo questa guida adesso. Vado a sbagliare proprio ovviamente, c'è il terzo settore, mi sta sul cazzo. La cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Iniziamo l'ultimo giro.
questo Gran Premio difensivo, ma va bene. 1.27 con l'errore buono. Ma sempre all'ultimo giro, ma Cristo santo, ma adesso dimmi che differenza ho che differenza c'è dalla curva che ho sempre fatto. Guarda. Questa non la capisco, ragazzi. Vince Rosberg. Bravo Nico. Well done Nico, well done. Ok, noi siamo con un taglio cura proprio alla fine, ma sta un po' vaneggiando onestamente, perché anche adesso è Bottas quinta, ma noi gara pulitissima, a parte l'ultimo giro, così teniamocelo. Un ultimo giro molto pulito. E mi sento incolpevole anche stavolta su Sebastiano, come l'altro anno, come la passata gara su Sebastiano. E ragazzi, quinto posto ancora, siamo abbonati al quinto posto, complimenti però alla Renault. Attenzione, yes! Splendido lavoro. All'inizio Sì. un po' preoccupato, invece è andata Difesa eroica. Vedo sempre Toto Wolff, però non va bene. Non va bene. Qual è stato il segreto di questa vittoria? Ed ecco i piloti che salgono sul Ecco la podio cerimonia. dopo un'ottima gara. Sono stati Confettala al terzo fantastici, posto, doppietta come sempre, Mercedes. ed è una vittoria davvero meritata. La Mercedes oggi si porta a casa la vittoria. E ora Complimenti. diamo un'occhiata alla classifica piloti. Nico Rosberg conquista la vetta della classifica piloti. Nessun Forte di un ritiro, risultato Verstappen, straordinario. Vorrei farti una 18esimo. domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Non è facile, ma scelgo il pilota della Renault. Molti piloti Mi fa si sono piacere. messi in luce oggi. Siamo quarti nel mondiale a Perché lui 46 sia stato punti. l'unico a Lotta pure sfruttare Rosberg appieno il proprio 105, potenziale. Hamilton E ora vediamo la 104, classifica Vettel costruttori. 63 e Punti in Veneziano vantaggio della 46. Mercedes sugli Complimenti al inseguitori Puma. aumentano. Oggi Costruttori la scuderia quarti McLaren ha dato con una dominio prova di puro della forza e ha Mercedes. risalito Raga, la un saluto del classifica. comandone È stato veneziano. bello avervi qui con noi Qualifiche, questo weekend. Spero che vi leggenda, siate divertiti. gara, Arrivederci. esperto. Per il Alla momento prossima. ragazzi questo è il nostro passo. Ciao!